bentornati sul canale. Sono in giro per il Friuli e ho incontrato due giorni particolari. Perché? Perché un giorno era di caldo, un giorno era di pioggia. Ci troviamo nella zona di Pordenone, quindi Aviano, e del lago di Barcis. Sono venuto per fare un giro così, fuori programma. Avevo voglia di prendere la macchina, la GoPro, il drone, neanche la macchina fotografica, e ho detto: senti, sai che c'è? Mi faccio 2 giorni in giro per queste zone. Le conoscevo già, però avevo voglia di documentarle in maniera differente. Quindi il primo giorno, come vedrete nel video, è stato un giorno abbastanza buono. Ho scoperto un piccolo itinerario, sono venuto lungo il fiume Cellina, dove ci sono stati, dove ho scoperto che si poteva fare lì, e nei video vedrete il bagno. Faceva molto caldo, vi dico, scusate un attimo, Sanchez e Joele, state qui per favore. Stiamo parlando di 36 gradi, 37. E il secondo giorno, come vedrete, lungo il lago di Barcis abbiamo avuto un po' di pioggia, quindi si alternava la pioggia a momenti in cui non c'era, però insomma ho cercato di fare del mio meglio. Siamo stati lungo il lago di Barcis, poi abbiamo scoperto lungo il fiume Cellina, a monte, diciamo, di Barcis, un posto dove potersi fermare in relax. Non pioveva, e ci siamo dilettati a fare alcune riprese con il drone, ma anche a stare in relax. Lì abbiamo notato che ci sono bivacchi. Comunque vi illustro tutto nel video che andrete a vedere. Vi ringrazio per la visione e mi raccomando, iscrivetevi. Se il video vi piace, mettete un mi piace, tanto non costa nulla, e ci vediamo al prossimo video. Allora, ci troviamo sotto Mezzomonte in Friuli, a pochi chilometri in via aerea da Piancavallo. Abbiamo fatto una piccola sosta perché eravamo incuriositi da questa sorgente, e questa è la sorgente dell'Agaroi. Faccio vedere. Sanchez e Joele possono bere, anche se dal punto sbagliato, però possono bere, e possiamo ristorarci un attimino dalla calura, perché fa caldo. Per esempio in pianura è molto caldo, qui c'è una leggera brezza, infatti si vede, non so se la GoPro lo fa vedere, sono le cime degli alberi che si muovono. Siamo sotto Monreale di Cellina, una delle parti dove c'è il tagliamento. Esattamente da qua il tagliamento va verso l'Adriatico. Tutto qui intorno è natura, è il letto del tagliamento.
in quella direzione ci sono, chiamiamoli degli stagni, perché il tagliamento in questo momento è in secca, dove le persone fanno il bagno. Andiamo a vedere adesso se è possibile che anche con i cani si possa fare un bagno oppure stare lì all'ombra. Guardate che meraviglia! Queste sono le Prealpi. Siamo in Friuli. Bello, eh? Ci troviamo nei pressi del lago di Barcis e vorremmo fare delle riprese, ma purtroppo il tempo non è clemente. Io sono del parere che in montagna, soprattutto in queste zone, che ci sia il sole o che ci sia la pioggia, è sempre affascinante stare in questi posti. Incominciamo dal bacino idrico, questo qui, con cui abbiamo fatto alzare il nostro drone per fare delle piccole riprese. Diciamo che la parte interessante è guardare queste montagne, che sono particolari con le nuvole, hanno un'atmosfera quasi magica. Siamo venuti qua per fare delle riprese. Ecco, la situazione di Joel per esempio è cambiata, sta lì tipo re che mastica erba. Allora, quello è un cane o una capretta? Allora andrò a vedere se si riescono a fare delle riprese, cercherò dei punti, non saranno tanti anche perché il lago di Barcis non è gigante, però ha un'atmosfera un po' particolare, un luogo molto molto bello per me ed è molto molto tenuto bene. Andiamo a fare un giretto. Andiamo in macchina, forza! Ah, bravo questo, che bravo! Avete bevuto tutta l'acqua? Hanno bevuto tutta l'acqua. Com'è, sa? Saluta i nostri amici. Ciao, io sto da re. Saluta te. Io sono Giorgi, sono piccolo, sempre. Andiamo a fare riprese, mi piace.
Barcis c'è tutta un sentiero pedonale con cui uno può camminare in mezzo a questi boschi, ci sono degli spiazzi, delle aree verdi, picnic, e tutto molto ben tenuto, e hai questo lago che ti mette serenità, devo dire sinceramente. Quindi ogni angolo è uno spettacolo, ogni angolo è qualcosa che ti dici che bello. Adesso dovremmo andare a vedere un porticciolo di Barcis. Adesso, dopo aver fatto casino San Gioele con il suo amico dall'altra parte, noi andremo a questo porticciolo. Non so se la strada è giusta, ci proviamo. E qui ci sono pure le oche, se le vedete. Shh, zitto! Che questo me ne manda addosso. Qui è pieno di oche. Vedete? Ed ecco il porticciolo. Stanno facendo dei lavori. Qui si segna il territorio, c'è la squadra di calcio delle Papere che naviga verso un'altra squadra di calcio, che invece di dire calcio sarebbe meglio dire pallanuoto. Eccole qua, Papere che si incontrano, e ecco le ocche. Niente, guardali. Danno confidenza, Questo è il piccolo porticciolo, un amore. Allora, forza, su! Meraviglioso sto palazzo. Allora, mi scuso, oggi è una giornata piovosa e quindi nelle riprese che facciamo per vedere un attimo Barcis, la via principale, ci sta il tergicristallo in macchina che può disturbare la ripresa. Comunque cercheremo poi di fare delle riprese, se smette di piovere, più decenti. E dove porta questa strada? Eccoci qua, al lago. Una strada scovata per fortuna. Ecco qua. Ed ecco Barcis sull'altro lato della sponda del lago. Devo stare attento qui perché qui ci sono delle cacche di cavallo. Ok, adesso entriamo in una selva che non è oscura, ma ci sono, come vedete, piante abbastanza alte, e arriviamo qui a un piccolo abbeveratoio che è per cristiani ma anche per animali.
delle cose più belle che possa trovare, che trovo anche su questa radice. È meravigliosa. Del lago di Barcis. La giornata è così, piove, smette, piove. Attimi di relax. E ci sono in queste gole dei paesaggi meravigliosi. Acqua cristallina, questo è il fiume Cellina, mi viene da dirlo in spagnolo. Questo è il fiume Cellina. Io ho dato un comando che dovrebbe essere non entrati in acqua e vagamente qualcuno, Joele lo rispetta, ma Sanchez, che sta qui al mio lato, lo vedete? Dice: ma perché è così bella e cristallina? E in effetti guardate che meraviglia, panorami stupendi. Qualcuno è sceso dalla macchina. Tu, vieni qua. Tu, vieni qua. Vieni subito qua. Chi ti ha detto di scendere? E qua chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? Uno che dorme. Salve, lei è il signor Sanchez. Lei dorme? C'ha l'occhio proprio da... Lo vedi che c'ha l'occhio proprio... Lasciami stare che sono proprio addormentato. Mamma mia. E invece qui chi ci abbiamo? Sempre Giorgio, che va a annusare dove si fa il fuoco. Joele, diventi nero. È bello essere ubbiditi quando si dice di stare in macchina ai cani, e i cani in realtà dove stanno? E dove sta la macchina? Sanchez, va in macchina. C'ha difficoltà? No. Joele? Joele, scusa? Fa la faccia da marpione, quello c'ha l'occhio da triglia. Joele, scusa? Vai in macchina. Andiamo. Dai. Vai, corri. Corri. Vai. Dove vai? Vieni qua.
Vieni subito qui. Dove è andata a finire? Vieni qua. Vieni qua. Gioele? Questo è tremendo. Gioele tremendus. Gioele? Vai in macchina. Vai in macchina subito. E si porta pure la roba. Adesso vediamo cosa si porta questo. Sputa lì! Cos'è questo? Pezzi di cavo. In realtà era un ramo, non era un cavo. Cosa ho detto io? Cosa ho detto io? Mi interessa, io mi diverto. Adesso si va. Di ciao. Ciao. Mentre c'è questo bel landscape davanti al muso, noi dobbiamo uscire adesso da questo letto. C'è un piccolo dosso che la GoPro appiattisce, ma è un piccolo dosso. Noi dobbiamo uscire e poi ce ne ritorniamo lentamente verso casa. Queste strade sono meravigliose, sono a fianco del fiume Celdina, portano al lago di Barcis e sono piene di una vegetazione tra le montagne che a me lascia senza parole. Dei pini ci sono, poi ci sono degli altri tipi di piante e di alberi, ma non sono trascurate, cioè nascono belle, vigorose e piene di verde. Comunque sono 18 gradi e nonostante tutto io ho un caldo mostruoso. Che vi devo dire? Ancora non siamo entrati nell'autunno, siamo ancora in estate perché stiamo nel 30 di agosto. Bene, andiamo avanti così. Certo, oggi è un po' così, piove, smette. Alcune riprese le faccio fuori, quelle che faccio in macchina dove ci sono, come in questo, degli scorci meravigliosi, sono ancora fortunato non è partito il tergicristallo. Però vi posso garantire che sta tic 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 piano piano piovendo, e oltretutto sto pure col tetto aperto, però non lo sento, quindi finché dura, ecco, fa verdura appena partiti i tergicristalli. Spero che ti sia piaciuto questo video. Se ti è piaciuto questo video, mettimi mi piace, iscriviti al canale per non perderti altri video e ti auguro un buon proseguimento al prossimo video e un ciao ciao!